Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Corbons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio. Aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Cordiale saluto gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto, edizione flash del nostro audio-video giornale. Apriamo subito con la cronaca perché un bar del centro di Udine è stato chiuso per 5 giorni dopo che all'interno del locale i carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia hanno sorpreso 5 clienti che stavano consumando bevande nonostante il divieto imposto dal DPCM. I militari dell'Arma sono intervenuti nel pomeriggio di ieri su segnalazione di alcuni cittadini. Al titolare del locale è stato sanzionato anche dal punto di vista amministrativo. Un esercizio invece di Cordenons è stato chiuso per 7 giorni su disposizione del questore di Pordenone. Il provvedimento cautelare è stato adottato a seguito dei fatti accertati domenica scorsa, quando il locale è stato controllato riscontrando violazioni in materia di Covid-19. In quella circostanza era già stata disposta la sospensione dell'attività per 5 giorni. Gli agenti hanno tuttavia svolto approfondimenti riscontrando che 5 persone controllate all'interno del bar risultavano aggravate da precedenti di polizia. Inoltre, informa la questura, durante l'attività di controllo, l'atteggiamento tenuto dai gestori era palesemente ostile ed aggressivo nei confronti dei poliziotti, tanto da rendere necessario l'intervento di ulteriori equipaggi delle volanti. La titolare è stata deferita all'autorità giudiziaria. Farà tappa, seppur online in Friuli, il 12° Giro d'Italia delle donne che fanno impresa e arriverà esattamente mercoledì 9 dicembre alle 15 sulla piattaforma Zoom. La tappa friulana è organizzata dalla Camera di Commercio di Pordenone Udine, che da anni ha attivato al suo interno il Comitato Imprenditoria Femminile. Comitato che oggi, dopo l'accorpamento, è composto da imprenditrici e rappresentanti di tutti i settori produttivi ed espressione di entrambi i territori. Il Giro d'Italia delle donne che fanno impresa è un'iniziativa promossa da Union Camere e dai comitati per l'imprenditoria femminile attivi nelle Camere di Commercio italiane. Le tappe in Italia sono 10 e mirano a informare le imprenditrici e offrire strumenti informativi che a chi aspira a diventarlo, dando visibilità alle dinamiche che riguardano l'occupazione femminile e al tema delle pari opportunità. La partecipazione è necessaria, chiaramente la registrazione online, iscrivendosi al sito Giro Donne Impresa PN Udine. Inaugurata ieri pomeriggio la nuova rotatoria di ingresso in Viale Venezia all'altezza di Via Terranova davanti al Policlinico Città di Udine. Un biglietto da visita molto importante. E allora andiamo a sentire le dichiarazioni del sindaco Pietro Fontanini. Questa è la porta ovest della città di Udine, siamo su Viale Venezia, questa è la prima rotonda che farà parte di una serie di altre rotonde per dare più fluidità al traffico. Io ringrazio la scuola mosaicisti del Friuli che ha realizzato questo bellissimo mosaico che riproduce il simbolo della città di Udine con una dicitura importante, città di Udine, capitale del Friuli.